Va ora in onda Spazio Più. Una persona può provare, forse un bene, altrimenti probabilmente uno crolla sul posto. Sia talmente l'immediatezza del vuoto che lascia un figlio che non c'è spazio, mi sembra parole un po' assurde, non c'è spazio per altre cose. Parlano gli occhi di Fredile Bernardello, gentili, dignitosi, velati da una tristezza dolorosa e infinita. Il 14 ottobre l'esplosione di Casteldazzano gli ha rubato il figlio Davide, 36 anni, fiero e orgoglioso carabiniere in servizio all'aliquota di pronto intervento, un lavoro di cui andava fiero, che aveva fortemente voluto. Era il suo sogno da piccolino, l'ha portato avanti con la determinazione che aveva e con orgoglio poi era arrivato dove voleva, e lo faceva sempre con tanta passione. Troppo forte il dolore per pensare all'indagine in corso, confessa Fredile. Tutto questo per noi è ancora molto, molto lontano dai nostri pensieri, sapere cosa succederà, se ci sono responsabilità, anche i sentimenti che abbiamo nei confronti delle 3 persone che hanno causato tutto questo sono sentimenti che ancora non abbiamo nessun sentimento, proprio perché ancora è il dolore che è preponderante. E il pensiero corre veloce ad altre 2 famiglie che piangono, quella di Marco Pifferi e Valerio Daprà. Son qua anche per rendere onore e rendere merito a Davide. Vuole farci un ultimo pensiero anche per Valerio e per Marco che erano con lui? Appena passati questi giorni tumultuosi, vorremmo anche noi andare a far visita, se non altro alle loro tombe, perché erano con Davide, erano là con loro, e quindi è giusto almeno rivederli in termini così, mi capirete, almeno andarli a trovare e dire una preghiera. Noi siamo anche credenti, quindi fare una preghiera sulle loro tombe. Buonasera a tutti, questo è lo Spazio Più in collaborazione con il SINAP, la trasmissione che noi consacriamo alla sicurezza. Abbiamo iniziato la trasmissione con le parole di Fredile Bernardello, è il papà di uno dei 3 carabinieri morti a Casteldazzano in provincia di Verona durante quella perquisizione, insomma in quella casa che era una bomba vera e propria. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Fredile, il papà di Davide con cui ho fatto il militare insieme 15 anni fa. E insomma sentite le parole di una persona come lo era Davide, Fredile, immensamente buona, che non vive di rancore e che mette al primo posto quello che erano i desideri di Davide, suo figlio, cioè il dovere. Lui l'ha fatto per passione, lui aveva questa passione di essere un carabiniere, di indossare una divisa, era riuscito a realizzare il suo sogno, e lui questo dice: mio figlio sin da bambino voleva fare questo, non ho rancore, era giusto così. E quindi era giusto iniziare con le parole di questo padre, che sicuramente ha un dolore, perché la morte di un figlio è un dolore che sopravvivere ai propri figli penso che sia il dolore, non penso, sono sicuro che è il dolore più grande che ci possa avere. Soffro io perché Davide era un amico, figuriamoci quanto può soffrire un padre, che nel caso di Fredile che ho conosciuto io, non so se Fredile ci ascolta, e non sono riuscito a dargli le mie condoglianze, esprimo il mio dolore, però vorrei dirlo, visto che ci siamo conosciuti, ci siamo visti 15 anni fa, insomma, vorrei dire una parola buona, ma in una radio dove si parla sempre, davanti a certe cose le parole non ci sono. Vorrei comunque abbracciarlo, dargli una pacca sulla spalla e dire grazie di tutto, grazie per averci dato Davide, perché comunque è stato fino all'ultimo una grande persona e se n'è andato, non se ne doveva andare via così, ma se n'è andato da eroe, e sia per esempio per tutti. Niente, ho apprezzato ai funerali che ci fosse anche il presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, che è stato vicino a tutte le persone con cui eravamo là, e l'ho apprezzato molto. Si può vedere la TV, ma la vita non è la TV, è
e la vicinanza umana, e Luca Zaia questo ha dimostrato, e l'ha dimostrato tante volte. Quindi grazie Fredile, e un saluto a Davide che sicuramente da lassù ci ascolta molto meglio, visto che non serve la radio DAB o il digitale terrestre per ascoltarci, e quindi sicuramente da lassù ci sente alta qualità, alta fedeltà, ne sono sicuro. E vabbè, dopo questo ricordo, questo sentito ricordo, ritorniamo alle forze dell'ordine che sono ancora viventi e sono sempre all'opera con quelle che sono le disastrate condizioni in cui tutti quanti vivono. Sì, questo è Mimmo Magnete che parla. Scusami, siamo Sì, rigorosamente in diretta da via Carlo Bellerio 41, dal Palazzone della Lega. Abbiamo il nostro, insomma, dal bunker di via Carlo Bellerio 41, dove ha sede Radio Libertà. 029294 7222, ripeto 029294 7222 per chiunque volesse dire la sua. 340 670 9659, ripeto 340 670 9659 per chiunque voglia scrivere la sua, per i più timidosi su WhatsApp. Voglio anche salutare chi parla vostro spalacazzate preferito, dall'altra parte del Chegno Legnoso Sveva e Capitan Futuro Simone che stiamo allevando con scatolette di mangime per gatti e croccantini. Sveva è diventata grande, è diventata, insomma, avrà grandi successi professionali davanti, ne siamo sicuri, e quando per una volta questa radio serve a qualcosa ne siamo solo e soltanto orgogliosi. Voglio anche salutare Sebastiano Musumeci, che da Radio 24 fa una trasmissione Nessun Luogo è Lontano, perché è un mio concittadino, anche lui è vicentino. Ecco, ha una voce molto bella, una super regia con un sacco di soldi dietro. Lui lo fa per lavoro, io lo faccio per passione, Sebastiano. Questa è la differenza, e ci tengo a dirlo. Che non è poco, insomma. Però ecco, la passione si sente, ma da Radio Libertà, non da Radio 24. Abbiamo ecco, già ora siamo un in guerra. ascoltatore, Siamo in guerra. Abbiamo già un ascoltatore. Buongiorno, chi sei, da dove chiami? Sì, buonasera a tutti, Lisetta. Lisetta, buonasera. Allora, ancora sui carabinieri uccisi, perché mi sembra che la cronaca si sia dimenticata. Allora, vorrei esprimere ancora tutta la mia vicinanza alle famiglie dei carabinieri uccisi durante l'operazione nel Veronese. Allora, troppe volte, forse quando vediamo le forze dell'ordine, non ci rendiamo conto, ragazzi, di quanti siano i rischi a cui vanno incontro nella loro quotidiana attività. Rischi che non possono essere ripagati solo con lo stipendio. Se accetti di mettere in pericolo la tua vita, secondo me per il bene della società, significa che dentro di te hai altro, tanto altro. Allora, quando incrociamo un poliziotto o un carabiniere, dovremmo dirgli grazie, un grazie sincero per quello che fanno. Tutto qua, io vi saluto e una buona serata a tutti voi. Grazie Lisetta, un abbraccio. Sì, io sono un po' interdetto da quello che sta accadendo a Milano, no? Al Tribunale di Milano, dove c'è l'inchiesta per il caso Rami, dove a quanto pare il Tribunale, non la Procura, giusto? Sì, perché la Procura ha già fornito, ha detto per noi va bene così, e qualcuno in Tribunale a Milano continua a insistere su perizie, castelli accusatori, perché insomma a quanto pare, così traspare nei media, vuole accusare i carabinieri di aver ucciso Rami. Io vorrei rinnovare l'invito a chi è chiamato a giudicare, insomma, a pensare che i carabinieri non è che erano là per uccidere Rami, non hanno sbagliato i carabinieri, ha sbagliato chi, non avendo nemmeno il titolo giusto per condurre un motociclo 250 cc, se non erro, correva all'impazzata per le strade di Milano. Perché come è successo, insomma, questo incidente qua, dove a quanto pare i carabinieri non hanno toccato alla fine, almeno così dice una perizia della polizia locale di Milano, di cui mi fido, visto che sono così precisi a fare le multe e tante altre cose, a parte che sono un corpo magnifico, davvero, salutiamo, è un corpo magnifico la polizia locale di Milano, salutiamo tutti gli appartenenti al corpo della polizia municipale di Milano, che davvero fa grandi cose nonostante il sindaco Sala, e chiudo la parentesi. Insomma, nessuno si sveglia la mattina per andare a uccidere qualcuno, tanto più su un motorino. Però posso dire che magari quel motorino in corsa all'impazzata poteva colpire un'auto, poteva investire qualcuno che stava per strada, poteva entrare dentro una macchina, poteva scontrarsi con un mezzo, con un'ambulanza. Sapete, la strada è una giungla, c'è
di tutto e di più. Io non riesco a capire certi incapponimenti, certi impuntamenti da parte della giustizia. Evidentemente una riforma profonda è necessaria. Io vi invito, cari amici a casa, perché non sentite troppi sai, io da 15 anni che non vado a votare, non so nemmeno dov'è la mia tessera elettorale. Bravo Pirla, perché qualcosa cambiare si può, e a breve tutti noi saremo chiamati a un referendum per approvare la storica riforma della giustizia che Berlusconi non ha mai fatto, perché doveva solamente curare i cavoli propri, il proprio orticello, le proprie aziende. Però una maggioranza di governo sta per la prima volta separando le carriere. Pensate un po', e creando un CSM autonomo per giudicare i magistrati. Potete sapere che in Italia i magistrati, inquirenti e giudicanti, fanno parte dello stesso ordine, unico caso in Europa, non so se nel mondo esiste una cosa del genere, e si ritrovano a giudicarsi tra di loro, con tanto di correnti sindacali. Ragazzi, questo non ha pari in nessun stato mondo. Dicono che il Portogallo era come noi, hanno fatto la separazione delle carriere da una ventina d'anni in Portogallo. Ecco, a voi giudicare questo, però secondo me è sempre più urgente questa riforma. E voglio ricordare un'altra cosa: i magistrati in Italia eleggono 1/3 della Corte Costituzionale. Vuol dire che i magistrati, tramite le loro correnti, decidono quello che in Italia è legge o no, perché la Corte Costituzionale fa il sindacato di costituzionalità, ossia decide se una legge è costituzionale o meno. Come ben abbiamo visto negli Stati Uniti e in tanti altri paesi, dove la politica decide chi siede nella Corte Costituzionale. In Germania è il Parlamento che elegge la totalità dei giudici costituzionali, mentre in Italia sono 1/3 eletti dal Parlamento in seduta comune, 1/3 eletto dalle magistrature e un altro terzo eletti dal Presidente della Repubblica. Anche qua un potere di discrezionalità immenso, però è così il paese. Bisogna fare attenzione, perché tante cose in questo paese, insomma, vengono decise da una minoranza di persone che sono appunto la magistratura, che non è nemmeno separata e che si trova a essere giudicata da lei medesima. Ecco, su questo, cari cittadini tutti, che siete italiani, padani o di San Marino, no, San Marino non può in questo caso andare a votare per il referendum, potete cambiare le sorti di questo paese in maniera importante e fondamentale, anche incisiva, andando a votare. Ecco, io mi ricordo che io abito a Cologno Monzese, e quando ci fu il referendum, i 7 referendum che la Lega propose, c'erano un sacco di ragazzini che dicevano: io minchia zio, io non ho mai votato in vita mia, però mi sembrava giusto andare a votare, perché questa giustizia fa un po' schifo. Ecco, Non mi pare che sia però il dialetto tipico minchia dei zio, colognesi. minchia bombazza zio, minchia sei proprio un boomer, zio. Ecco, ma sto Toni Fellone che fine ha fatto oggi? Dovrebbe c'è Toni essere Fellone con noi. Toni, ci No, Toni sei? Fellone. Minchia, zio, questo dorme, zia. Zia Sveva, c'è Toni Fellone. Buongiorno. Ciao, zio. Ecco, minchia, zio, è troppo boomer Toni Fellone. Da dove trasmette? Da quale scandinavo trasmette questo, zia? Ma da dove... Parla Antonio, parla. Zio, ma da dove trasmetti? Da Kabul? Cioè, zia, ma riavviamolo, lo chiamiamo Toni Fellone, zia. Aspetta che ora c'è il nostro Simone. Minchia, zio, Simone è troppo figo, zio. Simone è avanti, si vede che è uno dei nostri, zio. Ragazzi di 13 anni. No, ecco, scusate, vi chiediamo scusa, ma questa è la nostra splendida regia Sveva e Simone, che stanno cercando di appianare i problemi tecnici e consentire, insomma, l'avvio della trasmissione. Vogliamo, se no, alla regia chiediamo di mandare la pubblicità, se possibile, facciamo così. Torniamo subito con un piccolo spot nostro. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud.
Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Ecco il nuovissimo bambollotto pregiudicato! Proprio come papà, con la cavigliera e i domiciliari. Direttamente da San Severo. Collezionalo, giocaci e impara il divertimento dei domiciliari. Il realismo è garantito. In esclusiva da San Severo 3. Ecco il nuovissimo bambollotto pregiudicato! Proprio come papà, con la cavigliera e i domiciliari. Direttamente da San Severo. Collezionalo, giocaci e impara il divertimento dei domiciliari. Il realismo è garantito. In esclusiva da San Severo 3. Ben tornati in diretta con lo Spazio Più. Vogliamo ringraziare la San Severo Trash per averci sponsorizzato con il bambolotto pregiudicato. Se ne siete interessati potete trovarlo nei canali internet, in particolare su TikTok. Ve lo spediranno ovviamente senza IVA, perché la San Severo Trash non lo usa, insomma, l'IVA. Ecco, allora torniamo qua su Radio Libertà, ragazzi. Stiamo cercando di mettere insieme i sassolini di questa trasmissione, che se riusciamo a ritrovare Tony Fellone... Adesso ce l'abbiamo. Ci sono, eccomi ragazzi, oggi ci sono problemi tecnici, però ci sono. Antonio. Eccomi, buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che ci dedica a noi della Polizia Penitenziaria al Mondo Carcere, grazie a Mimmo e a te Federico. Siamo qua, ci siamo riusciti, oggi abbiamo avuto un problema tecnico, ma purtroppo la tecnologia è tanto comoda quanto complicata a volte, quindi si è tornati ai vecchi metodi, cioè il telefono. È vero, sì. Vabbè, Antonio, che ci racconti di bello come procede la tua attività sindacale, di visita? C'è una bella bomba, Antonio, dice, perché sappiamo che in finanziaria c'è una cosa importante che ora Antonio ci spiegherà. Diciamo che comunque è un ulteriore riconoscimento da parte di questo governo verso il nostro corpo, il nostro mondo, il nostro corpo, perché comunque con la nuova finanziaria è stata approvata. Sono 2000 unità, assunzione straordinaria di 2000 unità rispetto comunque già a quelle previste dal turnover, quindi è un'altra boccata d'ossigeno. Come diciamo sempre, sono sempre pochi, perché qua tra pensionamenti, gente che comunque pensa di mollare per passare in altri corpi e altro, abbiamo sempre difficoltà di organici. Poi c'è stata, come tutti ben sapete, che noi urliamo da anni, la famosa legge Madia che ci ha proprio spaccato. Però va riconosciuto al governo un ulteriore sforzo per la polizia penitenziaria, che per il prossimo triennio ha previsto un'ulteriore assunzione straordinaria di 2000 unità suddivise, 500 2026, 1000 2027 e 500 nel 2028. Quindi, ripeto, un'ulteriore boccata d'ossigeno. Tengo a precisare, perché in tanti che ci ascoltano a volte poi magari non capiscono, dicono ma 2000 unità in 3 anni sono poche. Trattasi di assunzioni straordinarie rispetto a quelle ordinarie previste con la copertura del turnover, quindi voglio solo ricordare che in questo governo da quando è in carica ha assunto più di 10.000 persone, anzi la cifra si avvicina quasi a 11.000. Come posso ricordare che a breve partirà un ulteriore corso di 3.240 poliziotti che avrà inizio a dicembre, e come tutti sappiamo il corso avrà una durata di 4 mesi, quindi ci sarà un'immissione di 3.200 unità tra aprile e maggio 2026, quindi i numeri ci sono e sono pure tanti. Poi volevo ricordare l'ulteriore concorso straordinario bandito per 645 unità, sto giro riservato solo al personale maschile, che a breve saranno pubblicate le date per iniziare la prima parte riguardante alla procedura di concorsuale. Quindi c'è tanta carne al fuoco e purtroppo la situazione sappiamo bene che non è bella, però rispetto a come era prima, diciamo che in fondo al tunnel si inizia ad intravedere un po' di luce. Antonio, volevo discutere con te una notizia che a me mi ha colpito molto. Insomma, in Italia c'è una giustizia malata,
che insomma almeno alcune parti della giustizia sono malate. Ti voglio leggere questo articolo: suicidio detenuto al carcere di Piacenza, il pubblico ministero chiede arresti domiciliari per 3 poliziotti penitenziari, ma il giudice per le indagini preliminari respinge. Quindi in questo caso la giustizia ha funzionato, ma ora andiamo a leggere e poi ne parliamo. La procura chiede gli arresti domiciliari per un agente e 2 assistenti di polizia penitenziaria, ma il giudice per le indagini preliminari rigetta la richiesta. La vicenda è quella della morte di Wahidi Hella, detenuto tunisino di 27 anni, impiccatosi in una cella del carcere di Via delle Novate, nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2024. Secondo il pubblico ministero Antonio Colonna, il decesso poteva essere evitato e per questo ha indagato i 3 poliziotti per omicidio colposo, ipotizzando che l'esito fatale potesse essere prevedibile e che siano stati violati i doveri nell'adempimento di una funzione pubblica e di falso commesso da pubblico ufficiale, aggravato dall'intenzione di occultare il reato di omicidio colposo. Secondo il giudice, invece, per le indagini preliminari Elisa Pirgu, mancano tuttavia le condizioni per applicare una misura cautelare nei confronti degli operatori intervenuti in quella notte. In primo luogo, non ci sarebbe rischio di inquinamento delle prove, evidenziato dal PM. Inoltre, afferma il giudice, i protocolli di intervento non sarebbero stati violati. In conclusione, i 3 poliziotti rimangono indagati a piede libero. Questo l'abbiamo preso dal giornale La Libertà di Piacenza. Antonio, io vorrei dire una cosa sulla giurisprudenza. So che per mettere una persona in custodia cautelare, cioè gli arresti domiciliari in carcere, debbono esserci 3 requisiti: pericolo di inquinamento delle prove, cose inquini, è già morto, non si può più fare niente, tutti gli atti sono stati già presi. Pericolo di fuga, dove scappano sti ragazzi? Vanno a lavorare, cioè più controllati di una persona che ha le divisa. 3, pericolo di reiterazione del reato, così vanno in giro con il cappio per il carcere cercando qualcuno da appendere. Cioè, io sono senza parole. So che è una notizia che ha fatto molto scalpore nel mondo della polizia penitenziaria. Volevo sentire da un dirigente stagionato come te del sindacato, in questo caso del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, cosa appunto ne pensavi, anche perché so che tu a Piacenza come realtà la conosci fin troppo bene. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie comunque per il dirigente stagionato. Meno male che ti sei fermato al dirigente sindacale stagionato e non sei andato oltre. Detto ciò, queste sono notizie che tutti noi non vorremmo mai leggere, perché comunque quando si vedono colleghi implicati in certe dinamiche fa veramente male, semplicemente perché solo chi fa il nostro lavoro e chi conosce il mondo carcere può capire le difficoltà che un poliziotto penitenziario vive nel quotidiano e le situazioni in cui un poliziotto penitenziario si può trovare. Vedo assurda una cosa del genere, perché purtroppo, ripeto, ci sono dinamiche all'interno degli istituti penitenziari che solo chi le vive le può assolutamente conoscere. Mandare delle persone così avanti a livello giudiziario, veramente chiedere addirittura gli arresti domiciliari per persone che magari in quel momento non hanno fatto altro che fare il proprio lavoro, ma in situazioni particolari, con una fortissima carenza d'organico, perché Piacenza a noi purtroppo vive questa situazione che comunque con un organico ridotto all'osso, addirittura proporre gli arresti domiciliari fa veramente venire i brividi. Ripeto, a volte magari qualche giudice prima di giudicare o di pensarle certe cose, magari una settimana in carcere per visitare e stare insieme ai poliziotti per capire il lavoro che fa il poliziotto penitenziario non gli farebbe male, magari poi gli passa la voglia, no, di pensare o proporre certe situazioni, perché ai noi, come sappiamo tutti, ho sempre detto, il mondo carcere non è altro che è un paese, no? Ogni carcere è un paese. Come chi è all'esterno spesso per motivi vari purtroppo prende la decisione peggiore, che è quella di togliersi la vita, anche all'interno queste cose a noi possono capitare. Certamente non è responsabilità del custode in questo caso, e quindi del poliziotto, il povero Cristo che magari è costretto a farsi un piano, 2 piani, 3 piani, a vigilare su 100, 150, 200 detenuti, e deve stare pure attento e rispondere se uno di essi sappiamo bene, chi lavora in carcere, che se una persona vuole ammazzarsi senza dare segnali o altro, un detenuto comune, purtroppo ai noi
Lo fa. Lo può fare con una certa facilità, perché ripeto, quando un agente di polizia penitenziaria è costretto a vigilare su 100, 150, 200 detenuti suddivisi in vari piani, e tu magari fai il tuo giro come previsto in quel piano, poi magari sei da un'altra parte perché comunque sei costretto a spostarti di piano per vigilare su l'altra parte della popolazione detenuta, il detenuto ne approfitta e si ammazza. Purtroppo a noi è capitato spesso. Spiace, perché comunque ogni volta che si ammazza una persona è una sconfitta per lo Stato, sì, va bene, però in questo caso io credo che vada studiato bene un qualcosa, affinché poi a pagare non sia quel povero Cristo che si trova a lavorare in quel momento lì. Antonio Fellone, perdona l'interruzione. Io in questi giorni ho letto diversi articoli pubblicati da vari poliziotti penitenziari con incarichi sindacali, e appunto c'è qualcuno che mi ha scritto che non ci sono solo i giudici, i pubblici ministeri o certi giudici che se ne escono fuori con certe trovate, ma anche a livello di uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria continuano a tirare fuori ordinanze, ordini di servizio e cose varie, in cui addirittura hanno invitato non solo gli agenti della polizia penitenziaria, ma pure il personale civile, i funzionari giuridici, pedagogici, gli assistenti e cose varie, a fare gruppo per appunto impedire che certe cose dettate appunto dal troppo sovraffollamento, insomma, che certe situazioni di disperazione vadano appunto a finire con atti suicidi oppure peggio. Cioè addirittura il DAP che tira fuori le cose che Federico può conoscere tranquillamente, perché a me fa piacere fare questa trasmissione, la facciamo da 8 anni, ma fa piacere soprattutto la presenza di Federico. Federico è una testimonianza, no, reale, perché come tutti sanno Federico lavora in prima linea e quindi conosce meglio magari di tutti noi quelle che sono le questioni relative a un reparto detentivo, a una sezione. Puoi fare, credimi, tutti i gruppi di lavoro, puoi intervenire sulla qualsiasi, ma quando una persona purtroppo perde la ragione e commette un atto del genere, sono atti secondo me non prevedibili e difficilmente, è brutto dirlo, è brutto, difficilmente evitabile, semplicemente perché questo accade all'interno, ma come accade all'esterno degli istituti penitenziari. Quando una persona decide di togliersi la vita, se vuole lo fa realmente, perché noi spesso, a Federico lo sa, nel quotidiano assistiamo a tante finte, no? Tante persone che pur di ottenere qualcosa fanno finta di suicidarsi o fanno finta di tentare il suicidio perché magari vogliono attirare attenzione alta, però purtroppo noi sappiamo bene, e io ho avuto anche delle esperienze di persone vicine a me, quando una persona decide di suicidarsi, si suicida, appunto, e basta. Quindi va bene tutto, però questo lo si fa secondo me più per non sentirsi dire voi non avete fatto nulla, perché ripeto, cioè tu dici che il DAP emette certi ordini di servizio per appunto proteggersi il sedere, diciamo, perché il problema è un altro: finché lo dice un giudice, un pubblico ministero, che di galera non hanno nessuna conoscenza, ma io voglio pensare che chi sta al DAP, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, qualcosa delle galere ne sappia. Allora come fai tu a uscirtene fuori con certe richieste, appunto, in cui tu dici a personale della polizia penitenziaria, tu dicevi prima che un agente deve badare a 100-150 detenuti seminati su 3 piani di galera. Ma tu, ripeto, se fosse un giudice non dire d'accordo, sono d'accordo con te, ma lo dice il personale del Dipartimento. Tra l'altro io vorrei anche ripetere le date in cui è accaduto: il 29 e 30 dicembre, cioè l'antevigilia di Capodanno, per dirla la vigilia di Capodanno, che insomma bravo, c'è pochissimo personale, in quel periodo poi è ridotto all'osso, ma poi la popolazione detenuta durante le festività è particolarmente nervosa, perché giustamente insomma le festività, quando vedi gli altri che festeggiano in TV o comunque senti i tuoi familiari fuori e tu stai chiuso insomma in galera, in un posto che non è tanto bello, ve lo assicuro, ti senti male, ti senti peggio. Non è vero, sta la televisione, poi parleremo anche di questo. Tennis, è provato, c'è un'incidenza maggiore di suicidi durante le festività, e su questo il personale tra l'altro è edotto. Però se già si è in pochi, e questo va ricordato, spesso e volentieri addirittura durante le festività c'è pure il comandante o il direttore che si mettono in ferie. In alcuni carceri accade questo in contemporanea, e questa è una cosa che tutti i sindacati denunciano, e bisogna ricordarlo. Non è possibile lasciare
insomma carceri, strutture particolari senza comandante direttore in contemporanea. Dovrebbe esserci una turnazione o uno o l'altro, come tutto il personale la fa, e chiudo la parentesi polemica, perché comunque è una cosa su cui il DAP dovrebbe approfondire, visto che fa tanti bellissimi scritti, ecco, scrivesse anche su questa cosa. Però è un momento particolare, Antonio questo lo sa, lo stava per dire. Assolutamente, cioè io concordo, te lo dicevo prima, questi sono periodi particolari, però una cosa che mi viene da dire, e lo sottoscrivo anche se poi tanti si riempiono la bocca di queste cose, i suicidi non sono assolutamente collegati al sovraffollamento, perché basta leggere, basta saperli leggere e soprattutto leggerli i dati. I dati ci dicono tutt'altro, i dati dicono che la stragrande maggioranza dei detenuti che poi, ai noi purtroppo, che ripeto, quando un essere umano si toglie la vita è dispiacere per tutti a prescindere dallo status di detenuto o altro, però la maggior parte di queste persone che scelgono di farla finita sono persone che da lì a breve escono dall'istituto. Quindi magari fuori non hanno dei riferimenti o altro, quindi arrivano a questa decisione per questo, oppure magari è capitato che qualcuno appena arrivato in carcere, per la prima volta è entrato in carcere spaventato e altro, ha posto in essere purtroppo questa drammatica scelta. Mi viene da ridere quando i soliti Soloni scrivono in giro che i suicidi della popolazione, l'alto tasso di suicidi all'interno dei istituti penitenziari sia collegato al sovraffollamento. Questo no. Allora, tu ci puoi lavorare, puoi creare commissioni, ascolto, tutto quello che vuoi tu, però purtroppo io lo dico per una questione di esperienza, perché sono 25 anni che faccio questo e ne ho viste veramente di cotte e di crude, e posso garantirvi che se una persona, purtroppo, ripeto, sottoscrivo, ma che sia detenuto, che sia agente di polizia penitenziaria o qualsiasi altro tipo di persona, sceglie di togliersi la vita, veramente poco puoi farlo, perché spesso è capitato, e ve lo garantisco, ripeto, persone che conoscevo personalmente che non hanno dato nessunissimo segnale, persone che fino al giorno prima erano lì con te che sorridevano, scherzavano, parlavano, e il giorno dopo purtroppo hanno deciso di terminare la propria vita. Quindi come fai tu? Se non hai segnali, puoi fare tutte le commissioni di questo mondo, puoi fare tutte le disposizioni di questo mondo, ma ripeto, quando una persona decide che non vuole più restare al mondo, fai veramente una fatica enorme ad evitarlo. Spesso, e questo tocca fare un plauso ai nostri colleghi, si è riusciti in extremis proprio a salvarle le vite, però lì ci vuole anche una botta di fortuna, perché come diceva pure prima Federico, soprattutto in alcuni periodi dell'anno dove metti per una questione emotiva, metti che comunque il numero di personale è esiguo, quindi purtroppo a noi può capitare che non ci riesci, ma non certamente perché c'è il volere. Quindi quando io mi sento dire che dei colleghi devono essere, qualche giudice ha chiesto gli arresti domiciliari per colleghi perché un detenuto si è suicidato, ragazzi, mi vengono i brividi, perché ripeto, chi propone queste cose forse magari non sa cos'è un carcere, non sa come si lavora in carcere, non sa come si vive in carcere, perché io vorrei ricordare a chi ha proposto sta cosa che in tantissimi detenuti scrivono ai giornali o magari lasciano post sui vari social dove comunque si complimentano per il grandissimo lavoro che fa la polizia penitenziaria. Io ne approfitto per segnalarvi delle situazioni. Ho un profilo TikTok dove spesso io pubblico roba relativa alla polizia penitenziaria, no, spesso, sempre. Ogni giorno. Ma balli anche in questo profilo? Certo, si chiama Antonio Fellone. Andate e leggetevi tanti cioè commenti. balli pure. Balli? Balli pure. No, questo l'ho evitato sinceramente perché altrimenti mi chiudevano il profilo, perché se mettevo a ballare io mi chiudevano il profilo. Quindi detto questo, se leggete i tantissimi, che poi sono profili pubblici aperti, quindi tutti possono commentare o dire, veramente tanti commenti di ex detenuti, che ripeto è un profilo pubblico, che ringraziano l'immenso lavoro che fa la polizia penitenziaria. Ovviamente c'è qualcuno che ci dà contro, ma lì è per una questione di appartenenza, però la stragrande maggioranza di detenuti, ex detenuti che scrivono
sotto i commenti di post dove ringraziano il lavoro della polizia penitenziaria, perché io ripeto, ma chi è di noi si sogna di andare a lavorare e magari sa che quella persona potrebbe porre in essere degli atti gravi e non vai lì a cercare di aiutarlo ed evitarlo? Perché vorrei ricordare che sotto comunque una divisa, e in questo caso parliamo di polizia penitenziaria, comunque c'è un essere umano, è quello che la gente non comprende. Quindi una richiesta del genere per delle persone che hanno semplicemente fatto il proprio dovere quel giorno e veramente ti mette i brividi, è come dire tu magari non hai voluto salvarlo, ragazzi, ma non scherziamo proprio assolutamente. Quindi perciò dico che spesso chi parla di carcere e di polizia penitenziaria deve avere comunque un'esperienza in materia, perché parlarne tanto perché ci guardiamo i vari telefilm, fiction, Gomorra o Mare Fuori o altri, pensiamo di conoscere quello che è il mondo del carcere, il mondo della polizia penitenziaria. Questo lasciamolo alla fantasia, parliamo di fatti concreti e certamente quello che noi raccontiamo da anni, e orgogliosamente dico siamo a 8 anni, raccontiamo sempre solo la verità dei fatti e la realtà del mondo carcere, il resto lo lasciamo alle fiction e altro, che sono cose che non ci interessano. Però Federico prima me lo chiedeva e io da appartenente al corpo, da poliziotto penitenziario prima, il sindacalista poi, quando leggo queste cose mi fanno veramente male, perché conosco l'operato dei miei colleghi nel quotidiano, soprattutto chi lavora in prima linea, che si fa un culo così, passatemi il termine. Nonostante questo, nonostante turni particolari, spesso più di 8 ore, alla fine turno magari te ne vai a casa che sei cotto, stanco, vuoi passare un po' di tempo con la famiglia, ti arriva la telefonata perché un detenuto si è suicidato e tu magari in quel momento non hai fatto nulla per evitare ciò. Ma chi è questo animale che sa che magari può evitare la morte di una persona e non fa nulla? Ma stiamo scherzando? Beh, se no ci sono quelli che è finito il turno di notte non fanno in tempo ad arrivare a casa, che vengono chiamati perché c'è stata una situazione particolare, perciò vengono richiamati dal turno di notte a rientrare in servizio. Io ne ho uno a fianco qua che alla fine dopo qualche anno ha avuto anche il riconoscimento quando ci fu la rivolta a San Vittore. Questo aveva finito la notte. È stato premiato quel signore che sta lì a fianco a te, alla festa del Corpo della Lombardia dell'anno scorso. Bravo. Eppure un altro che sta dall'altra parte del telefono, un certo mi sembra che segretario nazionale del SINAP. premiato anche lui. Siete stati premiati in contemporanea, beati a voi. Mi ricordo. Perché evidentemente un enorme piacere, perché è giusto, guarda, questa amministrazione sarà anche ci tiene tanto su questo, no? Perché forse è l'input anche governativo di comunque riconoscere al personale che si distingue per fatti particolari, ed questo è bello perché comunque è giusto riconoscere alle persone che fanno bene il proprio lavoro. Nel caso di Federico io ricordo bene che la lode era attinente al servizio, nel mio caso la lode era attinente a fatti avvenuti all'esterno degli studi penitenziari. Antonio, scusami, non per tirarmela, ma il mio era un encomio, non una lode. Chiedo era un encomio. Cioè, comunque è un riconoscimento, anzi più prestigioso ovviamente della lode, ma è meritato perché comunque quell'operazione svolta è stata veramente una grande operazione, e questo fa ancora capire di più rispetto a chi è scettico, no? Rispetto al lavoro che fa la polizia penitenziaria, quello che fa la polizia penitenziaria, perché spesso noi salviamo vite umane, i colleghi che lavorano in prima linea salvano vite umane, però questo all'esterno non viene raccontato, oppure se viene raccontato in maniera molto folcloristica e quindi la si rende meno veritiera. Però una fiction la farei, più che una fiction, un reality dove veramente manderei in onda un istituto H24, tutto ciò che accade all'interno dell'istituto penitenziario. Antonio, le telecamere ci sono, il governo che controlla la TV pubblica, come dice Conte pure, quindi si può fare tranquillamente. Appelleremo Giuseppe Conte dall'opposizione per sapere quello che ne pensa. Antonio, perdona l'interruzione, però volevo parlare di una cosa particolare che sta accadendo. Prendiamo l'aereo, andiamo a Parigi, alla faccia di Sebastiano Musumeci, perché se Roma piange, Parigi non ride. Allora leggiamo di quello che sta accadendo in Francia, dove Sarkozy, l'ex presidente, è stato arrestato in prigione perché per associazione a delinquere ha finanziato la sua campagna elettorale con i soldi di Gheddafi, che poi ha
ha fatto uccidere in pratica. Detta in 4 parole la vicenda è andata così, secondo i giudici francesi, noi riportiamo. Sarkozy è quella prima notte in carcere, gli insulti dei detenuti, l'isolamento e la TV. Insomma, l'hanno insultato tutta la notte non facendolo dormire. E leggiamo altre cose, insomma, senza contare che l'ex presidente sarà seguito in ogni suo spostamento da una guardia penitenziaria. Tutto fuorché un trattamento di favore, ha voluto precisare Christophe Angrin, uno degli avvocati di Sarkozy. E tra prima di averlo visitato, l'atto legale ha detto ha fatto sport e oggi ha cominciato a scrivere il suo libro. Ecco, andiamo avanti. Un detenuto diverso dagli altri. Per quanto è sicuro, il carcere della Santé, rinnovato nel 2019, che non vede un'evasione da 40 anni, ospita quasi il doppio dei detenuti previsti. Per questo dico se Roma piange Parigi non ride. Studiatevi l'orecchio, amici a casa e anche radicali all'ascolto, il tasso di sovraffollamento è del 191%, ripeto. Ospita il carcere della Santé, rinnovato nel 2019, che non vede un'evasione da 40 anni, ospita quasi il doppio dei detenuti previsti. Il tasso di sovraffollamento è del 191%. Studiatevi l'orecchio anche a Strasburgo, alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, perché certe cose valgono solo per l'Italia. La Francia 2 volte non vale mai. Volte i detenuti previsti, il 191 2 volte non... Voglio andare avanti. Per evitare di condividere la cella con un altro prigioniero, Sarkozy è stato quindi posto in isolamento e non nella sezione delle persone vulnerabili, ribattezzato impropriamente il quartiere VIP, dove si trovano i detenuti mediatizzati, tra cui ex politici, ma anche trafficanti di droga e soggetti coinvolti nella lotta al terrorismo. Vado avanti. L'ex presidente dispone quindi di una cella singola di 9 metri quadri, dotata di un letto, servizi igienici, un fornello elettrico, un frigo, una scrivania, un televisore e una finestra. Sarkozy ha detto che non guarderà la TV e insomma che leggerà dei libri, da cui il Conte di Montecristo. Pensate un po' come il romantico. E Antonio, insomma, oltre a questo, noi, la redazione qua di Radio Libertà, ha scoperto una cosa e ora leggeremo. In Francia i detenuti che vogliono avere la televisione in cella devono pagare una quota mensile per usufruire del servizio. Questo costo si aggiunge alle spese di mantenimento che sono già a carico del carcerato. Parliamo di Francia, ragazzi. Il costo della TV, i detenuti che desiderano avere un televisore e devono pagare una quota mensile, ecco qua, una sorta di canone come quella che ogni italiano paga. Sono tenuti a pagare le spese di mantenimento come in Italia. L'amministrazione, autorizzazione, la fruizione del TV avviene secondo gli orari stabiliti e necessita dell'autorizzazione del direttore per non arrecare disturbo agli altri detenuti. E Antonio, arriviamo qua in Italia, dove se Roma piange, perché in questo caso la TV si dà a tutti, addirittura vengono spaccate ogni giorno TV e si ridà immediatamente al detenuto in questione la TV nuova, che costa alla collettività 150-200 euro. Cioè andiamo da un estremo all'altro, sempre in Europa, dove addirittura ci sono degli orari per guardare la TV, mentre in Italia ci sono le TV che vanno a tutto volume alle 2 alle 3 di notte, il giorno dopo si aprono le celle, si va all'aria. Ma perché noi abbiamo le centrali nucleari in Italia? Scusami, però poi ci sono le risse, perché c'è sempre il fenomeno di turno che si guarda la TV, si addormenta con la TV accesa e tutto il resto della popolazione detenuta la notte non riesce a dormire. Antonio, perché questo? Eravamo un paese civile fino agli anni 2000, c'era anche qua l'orario in cui si spegneva la TV, tutto questo non c'era. Cosa è accaduto in Italia? Invece cosa accade nella civilissima Francia, dove nonostante i tassi di sovraffollamento al 191% e si paga la TV, questo non accade? Perché? Perché? Perché in Italia ormai ultimamente il carcere è visto veramente quasi c'è più solidarietà verso chi sta in carcere rispetto alle povere persone che sono vittime di reato che stanno all'esterno del carcere. Fede, tu mi parli di TV spaccate, hai perfettamente ragione, ma purtroppo ai noi nel quotidiano non si spaccano solo televisioni, ma si spaccano tavoli, si dà in un fuoco a tutto, si spaccano neon, ai danni che vengono fatti ai suppelletti all'interno degli istituti penitenziari sono veramente tanti. Però come dicevi tu, il detenuto spacca la televisione, ma per tenerlo tranquillo dopo mezz'ora gliene arriva un'altra. E questa è una mentalità che si è creata all'interno degli istituti penitenziari che non va assolutamente bene. Però purtroppo ai noi in Italia ricordiamoci che ci sono persone come la Salis, quindi ho detto tutto. E si dà molto credito e risonanza a queste persone. Noi, secondo me, bisognerebbe tornare indietro di qualche anno. Ma purtroppo ai noi questo secondo me dico sempre secondo me resterà un sogno, perché più andiamo avanti più la situazione peggiora. Quindi quando poi addirittura sei obbligato a
parlare di colloqui intimi o altro, veramente la situazione sta degenerando. Perché io vorrei ricordare a chi... Antonio, vorrei dire una cosa ai magistrati e alla dirigenza del Dipartimento, visto che insomma siamo là. La dirigenza dovrebbe fare un ordine di servizio, un regolamento per cui da mezzanotte alle 6 del mattino le TV si spengono come una volta c'era l'interruttore in ogni sezione, si staccava la TV, ok? E poi non è possibile che se io devo farmi il giro la notte contro il suicidio, invece ti fai il giro la notte per spegnere le TV ad alto volume, mettendo la mano dentro il cancello e andando con il ditino a cercare l'interruttore della TV o la spina per spegnere le TV. E questa è la quotidianità che vivono donne e uomini della polizia penitenziaria, che la notte, invece di farsi il giro contro il suicidio, sono costretti a farsi queste cose qua per evitare problemi anche gravi, perché se gli altri detenuti non dormono perché c'è il fenomeno di turno che c'è la TV a tutto volume, vi dico, cari amici a casa, che è un piccolo quartiere, come c'è il quartiere VIP alla Sant'È, ci sono quartieri un po' più malfamati dove se uno fa il fenomeno con la TV a tutto volume e poi il giorno dopo o lo aspettano oppure iniziano a fare casino in piena notte. Antonio, qua a Roma qualcosa dovrebbe fare, un regolamento per la civile convivenza, perché ormai siamo oltre la civile convivenza. Vede, guarda che io sappia, comunque le disposizioni di servizio sono presenti in tutti gli istituti, le linee guida vengono dettate dal Dipartimento, ma le disposizioni, come tu mi insegni, le fanno i vari direttori degli istituti. E come noi diciamo da tempo, ogni istituto è un ministero, no? Ogni istituto poi un direttore se lo gestisce come vuole. È ovvio, cioè il direttore di Canicattì che ti fa la disposizione che a mezzanotte bisogna tenere tutto spento, e c'è il detenuto di Bolzano che ti dice no, per me Bolzano, sto a fare un esempio, non me ne voglio il direttore, non il detenuto. Antonio, hai detto il detenuto. Il direttore di Canicattì che dispone che devono essere spenti all'una, il direttore di Bolzano, ripeto, non me ne voglio a Bolzano, è un esempio, dice no, per me possono stare accese tutta la notte. Quindi il DAP te le dà le linee guida, ma la gestione e la responsabilità è sempre dei direttori, Federico. E poi c'è da dire pure un'altra cosa. Poi è ovvio che se c'è Federico Carbonara che monta e sa che all'una le televisioni vanno spente punto e basta, però magari c'è Francesco Caputo che monta la notte successiva, per non avere rotture di scatole gliele lascia aperte. Diciamo che la continuità è fondamentale e dovrebbe esserci. Le disposizioni secondo me dovrebbero essere uguali per tutti, però tu mi insegni che a volte hai a che fare con una tipologia di detenuti che non dovrebbero stare in carcere. Ci abbiamo a che fare con detenuti psichiatrici, detenuti che non capisco nulla, hai voglia tu sta a dirgli che non la puoi tenere accesa, ma ti creano una caciara, ti fanno casino tutta la notte, a pagare tasse poi è la restante popolazione detenuta, e quindi a volte ci sono degli equilibri, no, da cavalcare, da portare avanti, però tutto ciò andrebbe regolato dal centro, no? No, perché su sta cosa io mi agito, perché purtroppo spesso ne sentiamo che all'interno degli studi penitenziari succedono casini, quindi proprio per queste situazioni qua Federico l'ha evidenziato perché lui lo sa meglio di me, lavorando in prima linea, quindi spesso noi veniamo informati che all'interno degli studi penitenziari accadono casini proprio per questo. Quindi o si fa il pugno duro e tutti andiamo nella stessa direzione, però questo cosa ti fa capire? Che spesso in Italia veniamo attaccati, io dico veniamo attaccati come categoria di agenti di polizia o di chi lavora all'interno degli studi penitenziari, siamo aguzzini, siamo violenti, picchiamo i detenuti, non rispettiamo l'articolo 27 della Costituzione. Ma chi parla non conosce quella che è la realtà al di fuori dell'Italia. Tu hai citato la Francia, ma andiamo a vedere anche altre nazioni, l'Ungheria, ti posso citare, come te ne posso citare tantissime, che chi è in galera da noi rispetto a questi paesi, oppure basta guardare i paesi Marocco, Algeria, Tunisia, perché i signori che sono reclusi in Italia non ci pensano minimamente, Romania, perché non ci pensano minimamente a scontare la pena del proprio paese? L'opportunità ce l'hanno, basta fare una richiesta e se ne tornano a casa. Ma è normale che a loro non conviene, perché in Italia sono in vacanza, tra virgolette, in galera. E nonostante ciò veniamo tutti i giorni attaccati che l'Italia è un paese fascista, che nelle carceri non viene rispettato l'articolo 27 della Costituzione, bla 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 bla, e i soliti soloni.
che parlano a vuoto. Antonio parlava della Germania, Allora, per se stare non qua. state bene, no, ho finito, Fede, se Sì, non sì. state bene in Italia, dico, e quindi che vi lamentate, rientrate nel vostro paese, perché tu sai bene, Fede, che la stragrande maggioranza della popolazione detenuta è, soprattutto al nord, la stragrande maggioranza è straniera. Quindi fate una semplice richiesta: la carcerazione ve la fate in Ungheria, in Romania, in Marocco, in Algeria, in Tunisia, in Egitto. Quindi risolviamo il problema. Posso Evidentemente non è così. spendere una parola per chi sta detenuto? Posso spendere? Tu hai fatto l'esempio della Ungheria. Cioè, tu hai fatto l'esempio, dico, basta che uno lo chiede, va a fare la galera nel proprio paese, ma mica sono tutti come la Salis, che appunto dall'Ungheria è tornata e ci ha avuto l'incarico come europarlamentare. Gli altri poveretti che stanno incarcerati in Italia, se tornano al paese loro, gli fanno una mazza tante, come si dice in Padania. Hai capito? Cioè, col cavolo che fanno la richiesta. Egitto non facciamo niente. No, Meglio niente. che non torna proprio. Capito? Cioè, e quando vai a fare, forse dovrebbe essere fatto proprio d'ufficio, Sì. laddove appunto un detenuto straniero riceve una condanna non superiore a X anni, deve essere preso e Anche perché estradato sono direttamente. paesi che ricevono consistenti fondi europei, quindi basterebbe dire: caro Egitto, caro Marocco, Ti caro Tunisia, ripigli i volete i soldi tuoi. europei, però i tuoi cittadini più birichini te li riprendi niente, altrimenti i soldi te li sogni. Scommettiamo che a fare un po' di Trump in Europa mettiamo le cose a posto, sono cose di buon senso. Guarda, con me non sfondi una porta ma un portone, lo sapete bene perché l'abbiamo detto 1 milione di volte in diretta. Cioè, il problema è uno, il problema sono i paesi che avete citato, che ovviamente non rivogliono indietro certa gentaglia, parliamone, perché purtroppo spesso parliamo di persone che appena arrivano in Italia commettono reato, vengono arrestati, escono e dopo una settimana sono di nuovo in galera perché hanno nuovamente commesso il reato. Quindi è gente proprio che non voglia di regole o altro, non ne vogliono proprio sapere. È troppo facile, ma magari è troppo facile una soluzione del genere, ma il problema è che ti devi confrontare con paesi che non ne vogliono proprio sapere. Ecco una Nonostante magistratura, soldi, attenzione, che tutela queste cose, perché non ci dimentichiamo quello che è accaduto a Catania. Sì. Cioè, ragazzi, scusate se mi permetto di tirare la giacca ai superiori uffici, ai tribunali e tutto, però ci sono moltissimi casi dove c'era l'espulsione e tutto, poi ci dice no, perché in quel paese non vengono garantiti i suoi diritti e quindi ci riteniamo qua. Qua invece i diritti a chi di esistere, ai cittadini normali, che siano stranieri o italiani, non vengono più dati, perché basta uscire per le nostre strade a certi orari o andare in certi quartieri. Vi assicuro che vivere e respirare è quasi impossibile, se questo è normale. Voglio ricordare una cosa, parlare anche di Germania, dove la mattina entra la guardia in cella e chiude il letto, perché in Germania devi stare in piedi quando stai allerta, la sera viene e te lo riapre, ci sono i letti a scomparsa nel muro, e dove se fai casino in Germania la TV ti viene tolta, tanto per restare in posti europei vicino a noi. Andate a trovare un detenuto che vuole andare in Germania in carcere in Italia, nonostante la Germania sia civile per la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Vede, posso dire una cosa? Sì. Allora, per avallare quello che stai dicendo tu, e non lo dico perché sono tifoso del Napoli, attenzione, sto parlando a carattere generale. In settimana c'è stata una partita ai noi bruttissima tra PSV e Napoli, e in Olanda, appena arrivati, sono stati arrestati 180 tifosi del Napoli, ok, solo perché in piazza ridevano, scherzavano. Infatti non è emerso nulla, perché non sono stati per nulla violenti, non ci sono immagini di violenza e altro, solo perché hanno fatto un po' di baldoria in piazza, ma non era violenza. E voglio ricordare che spesso in Italia, quando arrivano da fuori, spaccano l'impossibile e nessuno gli fa niente. Questa è già la netta differenza di trattamento. Se tu vai in Germania, in Olanda, in Francia e assumi un atteggiamento leggermente diverso, sei, tra virgolette, morto. Vieni in Italia, fai un po' il cavolo che ti pare, perché voglio ricordare spesso le tifoserie straniere che arrivano in Italia, parliamo di Roma, di Napoli, di Milano, l'hanno sfasciate, hanno spaccato di tutto, niente arresti, messi sull'aereo e rimandati a casa. Invece in Olanda
180 persone, no 5, 10, 15, 180 persone tratte in arresto e trattenute in caserma. Questo ti deve far riflettere quello che è diventato l'Italia. E quindi una riflessione, secondo me, toccherebbe farla un po' a tutti. Noi siamo ormai un paese invaso, un paese che non riusciamo a comandare neanche a casa nostra, e ognuno si sente in diritto di voler fare e dire ciò che vuole. Quindi di cosa stiamo parlando? Antonio, vorrei ogni minima cosa partono attacchi da una certa parte politica. Cioè tu dici che se il governo italiano, quello della Melona, attenzione, il decreto sicurezza è è stato bloccato dalla Corte Costituzionale, tanto è vero che nessuno lo sta cercando. Per questo ho detto è fondamentale la riforma della magistratura, perché la magistratura vota 1/3 dei giudici costituzionali, perché la magistratura, per come è regimentata oggi, dà un orientamento purtroppo ideologico ad alcuni giudici. Mi dispiace dirlo, e quindi si decide. C'è il decreto sicurezza che in ogni paese normale d'Europa è una cosa di buon senso, in Italia è al vaglio della Corte Costituzionale e rischia di essere bocciato. Ecco perché è importante decidere, non stare a casa sul divano, lamentarsi. Ecco, però vedi, questo è importante quello che ti ha detto, perché deve far capire a chi ci ascolta che a volte il volere non è che è un volere del governo che si vada a questa direzione, perché il governo ci ha messo mano col decreto sicurezza e ci sono veramente delle cose molto interessanti, alcune di queste che riguardano il mondo carcere. Però purtroppo ai noi, quando vai al vaglio della Corte Costituzionale, come dicevi tu, tutto può essere fermato, bloccato o rivisto, e questo non va bene, perché così tu dai forza a chi non ha interesse affinché il nostro paese ritorni ad essere un paese sicuro, perché ad oggi, diciamoci, non è un paese sicuro, né all'esterno, figuriamoci all'interno degli istituti penitenziari, perché tutti devono sapere che il carcere non è altro che lo specchio della realtà riflesso, esterna. certo. Quindi di cosa stiamo parlando? L'istituto rappresenta quello che è il mondo esterno. Antonio, siamo in chiusura, scusami, ci tenevo a salutare una persona speciale, una persona che ogni giorno fa sì che noi siamo padroni a casa nostra. È una persona che ci ha fermato e ci ha detto: ragazzi, io vi ascolto sempre, ci ha salutato con molto calore, e si chiama Attilio Fontana. Attilio Fontana, che è presidente di Regione Lombardia. E quindi noi vogliamo ringraziare Attilio, grazie per l'ascolto Attilio, grazie del lavoro che fai, grazie per tutto quello che fai, perché è un lavoro duro essere presidente di Regione Lombardia, la regione più popolosa d'Italia, anche la macchina più difficile da gestire, la macchina regionale che più di tutte fa. Ecco, si fa tantissimo, lo si spiega poco e male, evidentemente, e vi assicuro che Attilio Fontana è un combattente, un guerriero, una persona che davvero ce la mette tutta per fare bene, e poi ci ascolta pure il nostro fan, quindi grazie Attilio, più di così. Mi associo perché hai parlato una delle persone veramente più in gamba che noi abbiamo nel panorama politico, perché voglio ricordare quello che è accaduto col Covid, voglio dire, Regione Lombardia, quello che ha vissuto, è il grandissimo lavoro fatto da Attilio Fontana e da tutta la Regione Lombardia. E se la Regione Lombardia è una regione avanti rispetto a tutte le altre, io dico che va a braccetto col Veneto, è veramente per il ottimo lavoro e il gran governo fatto da Attilio Fontana e tutta la squadra di Regione Lombardia. Quindi mi associo e saluto anche io il presidente, che ho avuto il piacere di conoscere e incontrare spesso, quindi mi associo. Antonio, saluta tutti perché siamo in chiusura. Ecco, abbiamo voluto salutare per ultimo questo che è il primo dei Lombardi, abbiamo salutato per ultimo. Siamo normali, siamo molto cristiani, come vedi, i primi saranno gli ultimi. Niente, volevo ringraziare intanto te Federico, Mimmo, la regia che oggi è stata non paziente di più, ringrazio sempre Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria, e come sempre noi ci sentiamo, vediamo venerdì prossimo, sperando magari di essere lì in presenza, perché per me è sempre un piacere essere lì, però a volte gli impegni me lo vietano, però come sempre, guarda, tu hai detto una cosa bella, hai detto che ci ascolta Attilio Fontana, però ti posso garantire che stando su Roma spesso sono stato fermato da tantissimi colleghi che chi per caso o chi perché aveva visto le dirette dai social ci ascolta il venerdì, sono lì dalle 15 alle 16 perché devono ascoltare la nostra trasmissione, perché siamo gli unici che parlano della realtà carceraria e parlano del vero lavoro che svolge la polizia penitenziaria. Spesso mi è capitato che mi hanno fermato, guarda, credimi,
No, ma è dico, successo anche a me, sono stato fermato anch'io da guardi, tante io persone. per- Io lavoro a Opera, io lavoro a Varese, io lavoro... No, io ti parlo di Roma, Sì, cioè sì. parliamo comunque di Napoli, perché andando anche noi sul DAB, no? Quindi spesso le persone si mettono a cercare e qualcuno mi ha detto: oh, Anto, io ascoltavo, ho riconosciuto la tua voce, quando ho sentito che parlavate di carcere, poi ho sentito che eri tu, e da allora in poi io l'ascolto sempre perché comunque è molto piacevole come trasmissione. E questo a noi ci inorgoglisce perché la facciamo da 8 anni. La facciamo con semplicità e soprattutto serietà. E Ecco stiamo perché sforando di brutto. Io voglio salutare un'altra persona speciale. Grazie di esistere, Sveva. Grazie davvero di tutto per quello pensavo Mimmo Magnetta. No, mi associo anch'io a... Grazie di esistere, Sveva. Grazie Sveva, grazie. Sveva, Buona Sveva, sei tutti noi e buon futuro. Vero, Buona quando serata è a bello che mi ispiro sentimento. Ecco, dopo questo, ragazzi, potevo cantare e invece sono qua su Radio Libertà a gratis. Grazie di tutti, grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà, la faccia di Radio 24. Qua c'è la passione, non di là. Ciao. Avete ascoltato Spazio Più. In 30 anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile di tutte è quella che sto per raccontarvi. E questa è la mia storia. Ascoltate Movie Time con Vincent. Ogni sabato dalle ore 16. I can swallow a bottle of alcohol in her. Feel like Godzilla. Better hit the deck like the cartilla. My whole squad's in here walking around the party. A cross between a zombie apocalypse and Bobby the Brain Heenan, which is probably the same reason I wrestle with mania shadies and this bitch I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes better get insomnia. ADHD hydroxy cut. Pass the Kavasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacate Mayday. This beat is Craig Ray Ray J H A H A H A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. To the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, to the fire. I'm just a product of the wicked onyx. Told him Nick the balls had him just appalled. Did so many things that pissed him off. It's impossible to list them all. And in the midst of all this, I'm in a mental hospital with a crystal ball, trying to see what I still be like this tomorrow. Whisper dog voices whisper. My fist is ball back up against the wall, pencil drawn. This is just a song to go ballistic on. You just pulled a pistol on the guy with a missile launcher. I'm just a Loch Ness, the mythological. Quick to tell a bitch go off like a fifth of vodka. When you twist the top of the bottle, I'm a monster. You get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night turn to a monster. When the moon shines like ice road truckers, I look like a villain out of those blockbusters. To the fire, spit a monster. Blood on the dance floor, the Louis V carpet. Fire, to the fire. Blood on the dance floor, Louis V. If you never gave a damn, raise your hand, cause I'm about to set trip. Vacation plans, I'm on point like my index is. So all you will ever get is some motherfucking finger. Prostate exam. How can I have all these fans that perspire like a liar's pants? I'm on fire and I got no plans to retire. And I'm still the man you admire. These chicks are spazzing out. I only get more handsome and flyer. I got them passing out like what you do when you hand someone flyers. And what goes around comes around just like the blades on the chainsaw. Cause I caught the flag, but my dollar stacked right off the bat like a baseball. Like kidding, bitch, I got them racks with so much ease that they call me Diddy. Cause I make bands and I call getting cheese a cakewalk. Yeah, bitch, I'm a player. I'm too motherfucking stingy for share. Won't even lend you an ear, ain't even pretending to care. But I tell a bitch I'm area of Shabaria, face on my genital area. The original Richard Ramirez, Christian Rivera. Cause my lyrics never sit well, so they wanna give me the chair. Like a paraplegic and it's scary, call it Harry Carry. Cause every time I'm digging Harry Carry, I'm Mary, a motherfucking dictionary on. I'm swearing up and down, niggas spit this shit's hilarious. It's time to put these bitches in the obituary column. We wouldn't see eye to eye with a staring problem. Get the shaft like a staring column. Trigger happy, pack heat, but it's black ink. Evil half of the bad beats. Evil that means take a backseat, take it back to fat beats with a maxi single. Look at my rap sheet. What attracts these people is my gangster bitch like Apache with a catchy jiggle. I stack chips, you better got a half-eat Cheeto.
Fill him with the venom and eliminate him. Other words, I'm intimate him. I don't wanna hurt him, but I did him in a fit of rage. I'm murdering again. Nobody will evade him. Finna kill him and dump the fucking bodies in a lake, obliterating everything is iterator. Renegade him, hit him, make anybody who want it with the pin and frame it. Don't nobody want it, but they're gonna get it anyway. I'm beginning to feel like I'm mentally ill. I'm a killer, be killed. I'm a killer, be the vanilla gorilla. You're bringing the killer within me out of me. You don't wanna be the enemy of the demon who in me. Of being the receiving enemy. What stupidity it to be? Every bit of me's the epitome of a spitter when I'm in the vicinity. Motherfucker, you better duck or you finna be dead the minute you run into me. 100% of you is a fifth of a percent of me. I'm motherfucking finish you, bitch. I'm available. You wanna battle? I'm available. I'm blowing up like an inflatable. I'm undebatable. I'm unavoidable. I'm unevadable. I'm on the toilet bowl. I got a trailer full of money and I'm paid for. I'm not afraid of. Va ora in onda Movie Time. È arrivato Vincent! Sembra proprio un bravo ragazzo! Ciao Vincent! Vincent, ricordati che la prima impressione è tutto. Ciao Vincent! Perché non mostrate a Vincent la sala proiezioni? Non mangia, guance rosse, aria sconvolta. O questa ragazza si è follemente innamorata di qualcuno oppure è stata punta da una zecca. Il suo nome è Vincent. Si è innamorato di una zecca che si chiama Vincent. È un ragazzo carinissimo della mia scuola. È stupendo. Troppo bello per una come me. Hai detto bene! Vincent è fantastico. In un film di Bollywood prenderebbe la ragazza, la sorella e la bellezza di 4 capri come dote. Vincent è un bravo ragazzo. Mi ha fatto avere un nuovo armadietto lontano dal bagno dei maschi. Tipico dei ragazzi come lui. All'inizio sono romantici, ti dicono belle parole, ti regalano fiori e aumentano la distanza tra te e i bagni. Ma ti assicuro che ha una cattiva influenza su di te. Vincent è la cosa migliore che mi sia mai capitata nella vita. Di addio a Vincent. Addio, Vincent. Ma non così. E attento, ti tengo d'occhio, ragazzo. Non puoi impedirmi di vedere Vincent. Ti fai troppi film, prenditi l'Exodan. Anch'io mi faccio 1000 film. Per dormire mi faccio un festival di Cannes. Faccio un festival di... Io sono Iron Man. L'armatura e io siamo un tutt'uno. Consegnare l'armatura vorrebbe dire consegnare me stesso e questo equivarrebbe ad un contratto di schiavitù o di prostituzione a seconda delle circostanze. Non può avere. Senta, io non sono un esperto. Di prostituzione no, di certo, lei è un senatore. Siamo seri. Ma buongiorno, buon pomeriggio, come state? Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori della splendida Radio Libertà. Abbiamo cancellato, diciamo, qualche claim radiofonico per motivi che non dipendono di sicuro da me, però ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo e abbiamo sicuramente una grandissima radio nazionale, è giusto ricordarlo, dove spazia tra il digitale DAB e lo streaming ascoltabile attraverso la nostra applicazione, che io vi consiglio di averla sul vostro smartphone o tablet, perché potete portarvela intanto in giro in tutto il mondo e chiaramente con un pacchetto internet, ormai ce l'hanno tutti, potete ascoltarci ovunque, ma non solo, c'è la possibilità di leggervi delle notizie, e c'è la possibilità soprattutto di riascoltarvi alcuni dei podcast migliori della nostra programmazione, ma soprattutto amici e amiche di Radio Libertà, c'è la possibilità di, si dice in gergo, tappare sul vostro programma preferito e un minuto prima che inizi il programma vi avvisa con una notifica di non perdervi appunto l'inizio della trasmissione che a voi piace. E quindi vi consiglio assolutamente di scaricarvi l'applicazione se avete iOS oppure Android. Fatelo, è gratuita e non costa nulla e Radio Libertà sarà sempre con voi. E allora, fatto questa premessa, di cosa parliamo? Vabbè, ormai l'estate cinematografica che ci siamo lasciati alle spalle qualche settimana fa si è conclusa, però l'aria è abbastanza elettrizzata da un'unica domanda che ci siamo fatti anche noi, particolarmente nella nostra puntata del cinema, perché ci siamo chiesti, ma chi ha vinto la sfida al botteghino degli ultimi 3 mesi, quindi dell'estate? Abbiamo detto, ma chi sarà il vincitore tra Jurassic World, la rinascita, Superman, i Fantastici 4, l'inizio, c'è un reboot? E allora attraverso questa analisi, pescando un po' dalla rete come di solito faccio in questo contenitore di informazioni, abbiamo voluto stilare questa speciale classifica di chi ha vinto il botteghino in questi ultimi mesi cinematografici. Iniziamo subito con il vincitore, che è senza dubbio Jurassic World, la rinascita, perché ha incassato qualcosa come 800
150 milioni di dollari in tutto il mondo e ha confermato ancora una volta l'irresistibile forza e potenza dei dinosauri al cinema. Grazie anche alla Universal che ha prodotto il film, che è stato un successo. Se pensiamo che il budget utilizzato per la realizzazione dell'ennesimo film di Jurassic World, La rinascita, si aggirava intorno a 180 milioni di dollari. E anche se questo capitolo ha incassato, diciamo la verità, 150 milioni di dollari in meno rispetto al film precedente, i dinosauri continuano comunque a incuriosire il pubblico di tutto il mondo. E quindi se i precedenti film avevano comunque superato $1 miliardo, questo si è fermato per il momento a 850 milioni, e quindi è sicuramente tra i tre film di cui appunto tra Jurassic World, Superman e Fantastici 4 è quello che è sul podio. Certo, poi magari ha ricevuto qualche critica negativa, era un po' un polpettone, ma chi se ne frega? Se la gente va al cinema, decreta il successo, voi criticoni non dovete dire niente. Io ce l'ho con i critici cinematografici, no? Che hanno sempre questa puzza sotto al naso perché pensano di avere loro il potere di decretare la vita o la morte di un film. Ma andate a lavorare, no, quello è il loro lavoro in realtà, però insomma rilassatevi, se no cambiate mestiere, oppure andate in bocciofila a fare dei servizi, magari vi intriga di più, oppure che ne so, andate a giocare a paddle che tanto va di moda, ma non parlate di cinema. Basta. Detto questo, scusate questo piccolo sassolino che mi sono tolto dalla scarpa, perché veramente già la parola critico cinematografico mi sta sulle balle. Critico ha tutto di negativo e niente di positivo. Diciamoci le cose come stanno, sapete che io dico sempre tutto quello che penso purtroppo a voce alta. Allora facciamo così, vai, meglio fermarsi un attimino, beviamoci un buon caffè tutti insieme. Dai, vi offro il caffè, dai, pausa caffè, mentre voi alzate il volume a palle e ci ascoltiamo insieme un po' di musica che vi propongo qui su Movie Time, la magia del cinema. Ma con chi? Chi è la voce che sta parlando? Naturalmente è la mia. Chi è? Chi sono io? Dovreste saperlo. Vin Diesel dei poveri, Vincenzino Gasolio, Vincenzino detto Nafta, Vincente De Maio, Radio Libertà. E allora, dai, iniziamo. Benvenuto a sto show, mo c'è sto modo un po' ti tira scemo, 3D però più slow-mo. Te la cuccio come un salto fiorentino, downhill, Kill Bill, Quentin Tarantino. Benvenuto a sto show, mo c'è sta rima, arriva come un treno e ti porta dove sono. Te la cuccio come un salto fiorentino, downhill, Kill Bill, Quentin Tarantino. Pulp Fiction, oro in una valigetta, denso sta. Non è flow, è surrealismo, mo cubismo, c'ho ste frasi sulle basi ci dipingono. L'hai visto a chi l'ha visto, no? Se esistono in un disco e poi spariscono. Distinguilo, si estinguono, capisci no? Sbiadiscono, svaniscono. Sono in onda quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andranno a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia Italia, buongiorno. Benvenuto a sto show, mo c'è sto modo un po' ti tira scemo, 3D però più slow-mo. Te la cuccio come un salto fiorentino, downhill, Kill Bill, Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Pancua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta, sai che c'è una tasca buona per la ganja, col profumo dentro questa stanza, niente notte bianca, botte di arroganza, santi in paradiso ma Juanji quasta, come ha detto il tipo con le mani in pasta, come Tarantino un altro inglorious bastard, rime fino a Kingston manco fossi un rasta, benvenuto a sto show, c'è sto modo un po' ti tira scemo, 3D però più slow-mo. Te la cuccio come un salto fiorentino, downhill, Kill Bill, Quentin Tarantino. Benvenuta a sto show, mo c'è sta rima, arriva come un treno e ti porta dove sono. Te la cuccio come un salto fiorentino, downhill, Kill Bill, Quentin Tarantino. Qui c'è un treno pronto a partire, dimmi come procedi. You got to be ready. Poi fai come credi. Fino al cielo pronti a salire. Un punto ai tuoi piedi, nemmeno lo vedi.
Bello rivederti in scena. Non c'è posto migliore. Benvenuto nel XXI secolo. Ecco qui, la tua squadra. Preavviso breve. Sì, molto breve. Si può essere così stupidi da cacciarsi in certi casini? Noi siamo i soli abbastanza pazzi per tirartene fuori! Molto fico, ma da pazzi. Ben ritrovati, Movie Time, la magia del cinema. Io sono Vincent De Maio, questa è Radio Libertà, DAB+, la nostra radio digitale, ormai su tutte le automobili, e soprattutto la nostra applicazione, ma anche il nostro sito internet, un sito all news prevalentemente, dove comunque è abbastanza ricco, potete trovare i nostri podcast e potete anche ascoltarci attraverso appunto lo streaming che vi offre direttamente la nostra pagina del nostro sito. Stiamo facendo in questo primo blocco una panoramica sui campioni di incassi dell'estate che ci siamo lasciati alle spalle. È bello essere in autunno, non vedevo l'ora perché io adoro il freddo, anche se sono nato in un paese di pescatori sul mare, il sole mi ha sempre stancato. Dai, io amo il freddo, soprattutto l'inverno, lo adoro tantissimo. Ecco, una cosa che mi manca, che non c'entra niente con il cinema, ma mi manca l'atmosfera della montagna. Non conosco abbastanza bene la montagna, però mi affascina molto il paesaggio della montagna, il freddo che la montagna ti dà, le mega passeggiate che io mi immagino di poter fare un giorno, ma non ho questa fortuna, questa cultura di dire ok, andiamo a fare una passeggiata, anche perché non saprei dove, anche se vivendo a Milano la Lombardia è una delle terre più ricche sotto questo punto di vista, però uno non è che può andare a casaccio, anche perché se poi ti perdi non ti trovano più. Se perdi un iPhone lo trovi, se purtroppo cade un aereo non lo trovano, se una persona si perde nel bosco e non lo trovano più. Ecco, quindi queste sono veramente delle contraddizioni che non mi spiegherò mai. In ogni caso, torniamo a noi, stiamo ripercorrendo insieme chi sono i campioni d'incasso di quest'estate. Sicuramente Jurassic World, ma al secondo posto possiamo ampiamente decretare Superman, il nuovo film di James Gunn che doveva riportare praticamente a nuova vita, per eccellenza della DC Comics, questo supereroe amatissimo, forse il supereroe più amato della storia dei fumetti. Un incasso di oltre 600 milioni di dollari. Il film, diciamo che non ha raggiunto il miliardo che molti si aspettavano, ma comunque, nonostante ciò, non possiamo considerare che il film sia stato un flop, anzi è piaciuto abbastanza. La Warner Bros. E James Gunn si sono detti molto soddisfatti. È un successo perché ha saputo convincere in parte la critica e in parte il pubblico, mettendo in scena un eroe abbastanza complesso. Ora apro e chiudo una parentesi in 10 secondi. A me il film non è piaciuto per niente, l'ho trovato ridicolo, i personaggi che non c'entrano niente, e quindi mi dispiace, ma il mio Superman preferito degli ultimi 15 anni è sicuramente quello interpretato da Henry Cavill, con Zack Snyder alla parte tecnica, quindi a dirigere il set cinematografico. E onestamente io questo Superman veramente, ma anche la scelta dei personaggi che ci sono, perché c'è Lanterna Verde, ci sono altri personaggi, veramente assurdo. Vabbè, in ogni caso non mi è piaciuto, lo dico, l'ho detto fin da subito, ma dobbiamo dire che comunque un ottimo punto di partenza per quanto riguarda la Warner Bros., che ha speso circa 220 milioni di dollari per la realizzazione del nuovo Superman, e quindi ha triplicato ampiamente gli incassi, rendendolo il secondo film più visto di quest'estate. Anche perché la regola non scritta al botteghino che un film deve incassare almeno 3 volte il suo budget può essere considerato un successo. Le strategie di James Gunn sono state quelle di puntare un po' tutti sul tono di questo film, un film un po' allegro, diciamo speranzoso rispetto ai precedenti che erano un po' più cupi. Questo è vero, va dato atto, con un uso massiccio di effetti speciali di alta qualità e una buona fotografia dai colori molto accesi che hanno convinto appunto il pubblico. Il film ha avuto un'ottima accoglienza e vabbè, la storia si concentra sul conflitto interiore di Superman e sulla sua missione di proteggere l'umanità dai pericoli non soltanto cosmici ma anche interni, cioè interni proprio agli esseri umani, no? Sempre in continua guerra, in continuo conflitto, alla ricerca veramente di litigare, di creare scompiglio, di creare guerre, distruzione. È perché l'essere umano è questo. Io spero prima o poi che gli alieni arrivano su questo pianeta Terra e facciano piazza pulita. Ripeto, personalmente l'ho trovato un film non all'altezza
né nello sviluppo dei personaggi e né della trama. Tutto qua. E quindi se avete voglia, andate a ripescarvi Superman di Zack Snyder e l'interpretazione di Henry Cavill dei precedenti film, e poi guardatevi questo nuovo film di Superman e fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi trovate con quello che vi sto dicendo. Movie Time è la magia del cinema. Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi. Sta attento! È una bomba questa! Ammazzo lei e faccio saltare per aria tutto il negozio! Che aspetti? Non devo mica fare la spesa. Tu sei il male e io sono la cura. È meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Lei chi cavolo è? Allora vedo che non ha capito. Io non sono qui per salvare Rambo da voi. Io sono qui per salvare voi da lui. È nascosto lassù come una zecca tra i peli di un cane. Sei ferito e stai sanguinando. Non ho tempo di sanguinare. In attesa del controllo incrociato per ottimizzazione sala. Configurare schermo personalizzato. Campo visivo al massimo. Accendere rivoluzionario sistema di proiezione. Nitidezza immagini perfezionata. Calibrare potente sistema audio. Audio ad allineamento laser perfezionato. Preparare gli spettatori per il massimo effetto. Spettatori pronti per immersione totale. L'esperienza cinematografica più coinvolgente del mondo inizia. Movie Time, la magia del cinema con Vincent. Ora. Benvenuti, Movie Time, la magia del cinema, Radio Libertà, la nostra rubrica sul cinema e tutto quello che gira intorno alla settima arte, che tanto ci piace per un semplice motivo, perché intanto il cinema è evasione, comunicazione e soprattutto ci fa sognare, ci fa vivere la magia del cinema. Lo dico sempre, quando si va in una sala a vedere un bel film, in base sempre allo stato d'animo, io vi consiglio di andare a vedere un film in base al vostro stato d'animo, che è la scelta migliore dal mio punto di vista. Poi ci sono anche degli studi medici che hanno capito che esiste anche una forma di cinematerapia che aiuta anima e corpo, no? Per tutti coloro che amano il cinema. Quindi è qualcosa che veramente fa molto bene in generale a noi stessi quando andiamo a vedere un film. In questo contesto, al terzo posto in classifica si piazza tra i film più riusciti e che hanno incassato di più al botteghino, i Fantastici 4, gli inizi. Le aspettative, dobbiamo dirlo, erano altissime, e questo film che in parte è stata anche un po' una delusione. Gli incassi di oltre 500 milioni di dollari sono comunque considerati un buon risultato per quanto riguarda Disney, anche se la Disney stia perdendo un po' la fiducia del pubblico, che preferisce aspettare l'uscita sulle piattaforme streaming e si affida poi appunto decretarne poi ancora un ulteriore successo, perché i film non soltanto li fanno per il grande pubblico delle sale, ma poi dopo un paio di mesi li ritroviamo puntualmente, in questo caso sulla piattaforma di Disney Plus, e per la gioia di tantissimi milioni di persone che appunto hanno la possibilità di guardare il film direttamente a casa loro con i mega schermi che ormai abbiamo a disposizione. È un po' anche la strategia della Disney per riconquistare il pubblico. Ora è chiaro che c'è un'attesa enorme per quanto riguarda l'imminente uscita l'anno prossimo di Avengers Doomsday, dove questo film dei Fantastici 4 si incastrerà alla perfezione in questo mondo, diciamo, Marvel, universi paralleli. Io devo dire che l'ho trovato molto bello. È un film, devo dirvi che è un film con l'ambientazione un po' anni 50-60, ma futuristico e soprattutto molto ben recitato.
Quindi le aspettative erano altissime, qualcuno è rimasto deluso, ma comunque il successo del film alla fine gli ha dato comunque ragione. Poi siamo tutti in attesa per il 2026, che dovrebbe riportare l'interesse del pubblico appunto per l'uscita di Avengers Doomsday, dove appunto i Fantastici 4 saranno i protagonisti assoluto. 2 film su 3 possono dirsi abbastanza soddisfatti. A soffrire è il cinema in generale, che sta affrontando l'aumento dello streaming e la disaffezione di una parte del pubblico. Quindi in definitiva l'estate cinematografica ha mostrato che se da un lato il cinema di supereroi ha ancora una sua vita propria e crea incassi al botteghino, dall'altra parte dovrà comunque evolversi per continuare a catturare certamente l'interesse del pubblico. Ma il futuro, devo dire, che si preannuncia piuttosto roseo per quanto riguarda nel caso della Disney, perché sono in produzione, stanno per uscire blockbuster come Toy Story 5, Shrek 5, che si spera riporteranno il pubblico in sala, anche se con la tendenza a puntare su un usato sicuro, forse è la scelta vincente per fare cassa. Comunque noi continuiamo sicuramente a tenervi informati, aggiornati, e soprattutto tra poco parleremo con le novità cinematografiche tanto attese qui sui nostri canali di Radio Libertà, che ci riserva il 2026. Questa è la seconda parte dei film dedicati al 2026. Una prima parte l'abbiamo già realizzata qualche settimana fa. Rimanete con noi, Movie Time, la magia del cinema. Girava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, come? Ma dopo 5 giorni di dolore straziante. Il cobra è morto. Quegli scimi della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto. Io no, cinese. Io Corea. Beh, fa lo stesso. Vieni nel mio paese, prendi i miei soldi, non hai neanche il riguardo di imparare la lingua. Oh. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Per 12 ore e finita l'azione siamo andati a vedere. Non c'era più neanche l'ombra di quegli sporchi bastardi. Profumava come di vittoria. Perché quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. And if you never call for me, I might have drowned in the melancholy. I swore my loyalty to me, myself, and I, right before you lit my sky off. All that time I sat alone in my tower, you were just haunting your powers. Now I can see it all. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. Keep it 100 on the land, let us see the sky. Pledge allegiance to your hands, your team, your vibes. Don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. The eldest daughter of a nobleman, Ophelia lived in fantasy. But her love was a cold bed full of scorpions. The venom stole her sanity. And if you'd never called for me, I might have lingered in purgatory. You wrap around me like a chain, a crown, a fire, pulling me into the fire.
Ophelia. 'Tis locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. All that time I sat alone in my tower, you were just honing your powers. Now I can see it all. I can see it all. You took me out of my grave and saved my heart from the fate of Ophelia. On the land, lay the sea, the sky, put allegiance to your hand. Your vibes, don't care where the hell you've been. 'Cause now your mind is about to be the sleepless night you've been dreaming of. The fate of Ophelia. You saved my heart from the fate of Ophelia. Le storie? La verità è che le storie sono ovunque. E le puoi condividere con un gesto della mano. Sì, hai visto un tramonto, un cane, un fiore. E sì, hai preso un caffè, fatto colazione, hai preso un panino. E puoi raccontare una storia in 10 secondi? 6 secondi? 3 secondi? Delle storie che svaniscono. Ah, che bel cane. Ma dai, se vuoi davvero perderti in una storia, devi farlo nel modo e nel posto giusto. Aspetta un attimo. Azione! Le grandi storie sono quelle in cui puoi perderti. Perdersi davvero in una storia vuol dire niente suoni, notifiche, niente click, swipe up, mi piace. Immagina 2 ore così. Le poltrone più comode, il grande schermo, il suono più coinvolgente. Perditi nelle grandi storie. Solo al cinema. Non è meraviglioso? Inizio sequenza accensione. 5, 4, 3, 2, 1. Decollo. Movie Time. La magia del cinema. Con Vincent. Ci siamo? 6, 5, 4, 3, 2. Benvenuti, Movie Time, la magia del cinema, Vincent De Maio, Radio Libertà. Abbiamo archiviato la pratica dei film campioni d'incasso di quest'estate 2025 e adesso invece è arrivato il momento di catapultarci nella seconda puntata dei film più attesi del 2026 che di riffa o di raffa fra 2 mesi siamo già lì, amici di Radio Libertà. Sicuramente il film dei film del 2026, ve l'avevo già accennato qualche tempo fa, è il nuovo film di Christopher Nolan, il regista premio Oscar che dopo il successo di Oppenheimer si cimenta con The Odyssey, cioè l'Odissea. Ora, la trama del film, come suggerisce il titolo, sarà un adattamento dell'epica opera di Omero, l'Odissea, e racconterà il lungo e pericoloso viaggio di ritorno a casa del re greco Ulisse, interpretato da Matt Damon, che dopo la guerra di Troia appunto si mette in viaggio attraverso i mari tempestuosi verso la sua amata isola. Il film quindi si concentrerà sui pericoli affrontati da Ulisse, cioè inclusi poi gli incontri con creature mitologiche e l'intervento degli dei. Un cast mostruoso. Oltre a Matt Damon, il cast è una vera e propria costellazione di stelle, perché un coprotagonista assoluto è il giovanissimo Tom Holland, Spider-Man per farci intendere chi è, no? Anne Hathaway, premio Oscar, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, sono tutti stati già confermati, ma non soltanto loro,
ci saranno anche altri attori strepitosi. Questo fa intuire come in Oppenheimer Christopher Nolan utilizzerà un'ampia rosa di attori di alto livello per ruoli ancora secondari. Qua ci troviamo di fronte a un budget che si stima di circa 250 milioni di dollari, rendendolo il più costoso della carriera di Christopher Nolan, un altro regista visionario. Data la sua fama per l'utilizzo di effetti speciali pratici e una narrazione abbastanza complessa, ci ha abituati così nei suoi film, no? Da Inception, da Oppenheimer, da altri film, ci si aspetta veramente un'epica visivamente imponente, e noi non vediamo l'ora di vedere The Odyssey, l'Odissea di Christopher Nolan. Mamma, io lo amo tantissimo, anche perché, ironia della sorte, vi racconto un piccolo aneddoto. Quando io arrivai dalla Calabria ragazzino, feci in tempo a fare la prima, la seconda e terza media e poi imparare l'italiano. Non ho mai imparato il milanese, però qualcosina capisco. Qua mi chiamano Mandarino i miei colleghi, scherzosamente loro se lo possono permettere di farlo, dove appunto mi hanno accolto a braccia aperte. Sono venuto proprio a Milano a vivere in Viale Omero. Ora, per ironia ancora della sorte, Omero, il grande poeta greco, dove si è fermato a descrivere il passaggio di Ulisse tra le sirene incantatrici e il mostro di Scilla e Cariddi? In Calabria. Dove sono nato io? A Scilla, dove Omero si è fermato a descrivere il passaggio di Ulisse. Vedete che per quanto mi riguarda nulla è casuale nella vita, e non vedo l'ora di guardare e gustarmi questo film. Veramente mi voglio immergere in questa avventura epica, è qualcosa che mi fa venire i brividi. E viva il cinema e viva l'Odissea di Omero in questo caso. Vi ho raccontato un'altra piccola parte della mia vita che ormai conoscete, perché siete in tantissimi, siete venuti poi a trovarci al gazebo della radio quando siete stati a Pontida, e mi è dispiaciuto tantissimo non stringervi la mano e abbracciarvi tutti quanti, ma so che il collega Sammy Varin mi ha riportato i vostri saluti, il vostro affetto, che io spero di ricambiare continuamente in questo abbraccio virtuale radiofonico, e ricambio veramente con tutto il cuore. Movie Time, la magia del cinema. Buongiorno, sergente maggiore. E tu che ne sai? Di che cavolo di giornata è? Io non miro con la mano. Colui che mira con la mano ha dimenticato il volto di suo padre. Io miro con l'occhio. Io non sparo con la mano. Io sparo con la mente. Io non uccido con la pistola. Io uccido con il cuore. Ora, per salvare il futuro, dobbiamo rivelare il passato. Due mondi si scontrano, ne sopravviverà uno. Voglio restare e voglio combatterti. Bella giornata, sergente maggiore. Sei diventato un meteorologo del cazzo. Dai, spegnete i cellulari che sta per iniziare il film. Your love was like drugs, and I had suitcases full of it. I never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, beg for some more. Yeah. Your love was like drugs. It feels like your ghost is chasing me. And maybe I shouldn't have ended things so hastily. Cause every time we try to rehash everything that we had, I end up in rehab, yeah. But I wouldn't give for one more try. Maybe that's impossible, cause I know it's too late for fiction. Lying face down in addiction. Your love was like drugs, and I had suitcases full of it. I never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, and beg for some more. Your love was like drugs, and I had suitcases full of it. I never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, and beg for some more.
Your love is like dope, got me twisted like rope. Let's elope. If she left a note, it was murder that she wrote. I'm addicted to you, look what addicted to you. When I talk about your love, it's like I'm snitching on you. I'm hallucinating, you got me seeing things. I see you in my future, baby. You're intoxicating, got me high as hell. You my cartel, baby, I'm your clientele, and you supply well. Love is like drugs, and I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more. Your love is like drugs, and I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call and beg for some more. I did bad things that I don't regret. Like if I say I wouldn't do them all again. I'm taking places I had never been. I made the money, now it's all been spent. Yeah, there's something about you make me wanna sin. Yeah, and being next to you is medicine. I swear I never fucked this up again. Just let me get a taste. Love is like drugs. Yeah. Love is like drugs, and I had suitcases full of it. Never thought the day would come when I would burn through it all. Give you a call, beg for some more. That shit's gonna be crazy. I think Il 2026 stiamo ripercorrendo insieme in questa seconda puntata speciale dedicata ai film più attesi del 2026, dopo aver parlato dell'Odissea tratta da Omero per la regia di Christopher Nolan con un cast strepitoso. Arriva un altro importante progetto cinematografico targato Steven Spielberg, il leggendario regista. Qui la trama e il cast, sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si sa che nel nuovo film di Steven Spielberg è un progetto fantascientifico originale, scritto da David Coep, che ha già lavorato con Spielberg in Jurassic Park, e si tratta di un film su UFO, gli extraterrestri. Il cast già include Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth e Wyatt Russell. Le riprese sono già iniziate e si sono concluse appunto a maggio del 2025. Noi non vediamo l'ora appunto di vedere realizzato in sala questo film. Una curiosità: il regista Steven Spielberg, con l'ennesimo film sugli extraterrestri, torna con un'idea originale dopo 20 anni dal film Incontri ravvicinati del terzo tipo, e noi ci aspettiamo l'ennesimo capolavoro di questo altrettanto enorme regista Steven Spielberg. Dopo Steven Spielberg è arrivato il momento di ricordarvi che ci sarà il ritorno di 3 grandissime attrici femminili strepitose, una più bella dell'altra e una più brava dell'altra, su tutti una in particolar modo che è una fuoriclasse. Parliamo di Meryl Streep, Anne Hathaway, che è già protagonista nell'Odissea di Christopher Nolan, esce con un secondo film, e Emily Blunt. Sapete qual è il titolo? Il diavolo veste Prada 2. Dopo anni di voci, sembra finalmente che il sequel del cult della moda sia in fase di sviluppo, appunto con il ritorno in sala del Diavolo veste Prada parte seconda. Troviamo anche un film biografico sulla vita di chi? Di Michael Jackson, il re del pop. Questo film è interpretato dal nipote Jafar Jackson nel ruolo del protagonista. Insomma, una bella esperienza e soprattutto una bella prova di attore. La produzione sta avendo veramente una grande attenzione ai dettagli per onorare l'eredità di questo grandissimo artista scomparso comunque giovane qualche anno fa. Il titolo è appunto Michael e noi non vediamo l'ora di vederlo assolutamente. Così come torna, per la gioia di grandi e piccini, un film molto colorato e soprattutto possiamo anche dire
un musical, Witched, cioè Streghe parte 2, è la seconda parte dell'adattamento cinematografico del musical di Broadway con Cynthia Erivo e Ariana Grande. Questo progetto molto molto importante è stato candidato agli Oscar ed è molto atteso perché ha avuto un successo strepitoso la parte prima, così come è in cantiere il reboot, quindi il rifacimento, chiamiamolo proprio così, del film La Mummia. Ve la ricordate? Eh sì, è proprio così. La Blumhouse, che è specializzata in film di horror, promette un approccio più pauroso, più spaventoso e meno avventuroso rispetto ai film con Brendan Fraser, e noi insomma non vediamo l'ora di vedere l'ennesimo reboot della Mummia. Tanto divertente, che comunque ha avuto un buon successo al box office quando uscì tanti anni fa. E amici di Radio Libertà, Scream 7, ve la ricordate la serie di Scream? Dopo una serie di cambiamenti di cast e regia, il film è in produzione e si prepara a riportare il serial killer Ghostface sul grande schermo, promettendo un altro capitolo ricco di suspense e di spavento. Chiudetevi in casa, sigillate le porte, se non vi bastano le serrature io vi consiglio di metterci anche del silicone, così almeno siete sicuri di non respirare nemmeno, perché la paura busserà alle vostre porte di casa. Movie Time, la magia del cinema. Vincent, non sai che cosa sono venuto a sapere. Qualcuno ha visto Vincent? Io no. Dove sarà finito? Cosa c'è? Cosa è successo? Cosa hai fatto? Che cosa ti è successo? Lo sapevo, me lo sentivo. Vincent, come ti senti? Piccolino, raccontami tutto, amore, cosa hai fatto? Secondo me, Vincent, stai guardando troppi film sui vampiri. Già te l'ho detto che quei film non mostrano le cose come sono. No, Vincent, impara a conoscere te stesso. Non sei nient'altro che un bambino che piagnucola. Voglio la mamma. Addio. Ho passato ore con i miei amici e non ho fatto altro che pensare a Vincent. Stupida! Basta! Benvenuti, Movie Time, la magia del cinema, Radio Libertà. Siamo quasi in chiusura di questo blocco dei film che vedremo sicuramente nel 2026 più attesi, ma ci sono due chicche che vi voglio raccontare prima dei saluti. Intanto un attesissimo film, noi abbiamo parlato spesso in qualche puntata che ho realizzato per voi dell'intelligenza artificiale, ormai lo sapete, è ovunque, no? E prendendo spunto dall'ennesimo film sull'intelligenza artificiale, uscirà subito, i primi giorni del 2026, un film dal titolo Mercy, sotto accusa, protagonista assoluto Chris Pratt e Rebecca Ferguson. E allora attenzione, siete fan della fantascienza? Benissimo, arriva questo thriller mozzafiato che vi farà sudare freddo, perché Mercy, sotto accusa, con il nostro amato Chris Pratt, lo vedremo nei panni di un detective incastrato. Da chi? Dall'intelligenza artificiale. L'accusa? Aver ucciso sua moglie. Ma il vero colpo di scena è il giudice, perché il giudice è un'intelligenza artificiale talmente avanzata, interpretata appunto da Rebecca Ferguson, che lui stesso aveva contribuito a creare. E quindi qui troviamo Chris Pratt che ha soltanto 90 minuti per dimostrare la sua innocenza. Sarà costretto contro il tempo e contro la sua stessa creazione per non morire, perché gli infilano un ago nel collo e gli faranno un'iniezione letale se lui in quei 90 minuti non riuscirà a dimostrare di essere effettivamente innocente. Quindi assolutamente non perdiamoci Mercy sotto accusa al cinema da fine gennaio 2026, perché il futuro della giustizia non è mai stato così terrificante. Poi è chiaro, amici di Radio Libertà, che la lista è in continua evoluzione, ma queste notizie che danno già un'idea di quanto sarà ricco il panorama cinematografico nei prossimi mesi del 2026, che sarà un anno denominato da film di supereroi e fantascienza, con ritorni storici e progetti ambiziosi di registi di punta. Detective Raven, sono la giudice Maddox e questa è la Mercy Capital Court, un sistema giudiziario alimentato dall'intelligenza artificiale. Non dovrei essere qui, ho contribuito a creare il programma Mercy. È davanti a questa corte oggi con l'accusa di aver ucciso sua moglie. Oh mio Dio. La sua colpevolezza non deve superare la soglia del 92% o sarà giustiziato esattamente tra 90 minuti.
Amavo mia moglie. Non sono stato io. Il cloud municipale della città è a sua disposizione. Deve raccogliere delle prove per scagionarsi. Devo scoprire chi ha ucciso mia moglie. È il classico delitto passionale, Chris, e gli indizi portano a sé. Signor Raven, il tempo sta scadendo. Ottimo, bene. Grazie mille. Credi davvero che abbia ucciso mia moglie o sei stata programmata male? Torniamo sulla scena. Polizia! È il manuale di un terrorista. Fuori da qui! Polizia, fermati! Signor Raven, non le rimane molto tempo. In cosa c'è coinvolto? Non si trattava di mia moglie. Si trattava di me e di te. Mandos! Fammi uscire! È arrivato il momento di ascoltarci una bella novità musicale di un giovanissimo cantautore, ma veramente molto giovane, ma soprattutto molto molto bravo. Lui è Mario Calarco e la traccia che vi presentiamo è Lasciami andare via. Movie Time, la magia del cinema. A volte mi chiedo come io possa continuare il mio viaggio, con la speranza magari di incontrarlo, ma mi ritrovo ancora qui con te. E non so più come comportarmi, il mio cuore non riesce a odiarti, ma tu mi butti giù. Quanto tempo corre per capirti, troppo ancora senza mai riuscirci, non ci sto. È il solito gioco. Parlami, dammi un motivo per restare, se questo è un amore che fa solo male. E lasciami andare via, inutile sperare su di noi. Credevo fossi tu per cui gira il mondo, ma no. Ho pagato ogni abbraccio, ho confuso il vero dal falso, cadrò nel vuoto. Sono un nostalgico con le crisi di panico, non guarirò per te da questo male. E lasciami andare via, inutile sperare su di noi. Credevo fossi tu il motivo per cui gira il mondo, ma no. Perché forse io ti ho dato troppo amore mai tornato, avrei dovuto perderti, invece ti ho cercato, ma credimi, se partirò un lunedì, distruggendo il ricordo di te e di me. Tu lasciami andare via, inutile sperare su di noi. Credevo fossi tu il motivo per cui gira il mondo, ma no. E lasciami andare via. Hai preso tutto, non ho niente da darti che un addio, perché in fondo chi si perde e fa fede alle sue mani sa che oltre la collina nascerà il suo domani.
Abbiamo ascoltato una bella novità musicale. Devo dire che mi piace molto questo sound di questo giovanissimo ragazzo Mario Calarco con Lasciami andare via, nel senso vero della parola, perché è arrivato il momento dei saluti per quanto riguarda il nostro appuntamento cinematografico. In conclusione vorrei consigliarvi un film da rivedere e da riscoprire. Il film che Vincent De Maio vi chiede di andare a riscoprire se avete voglia o se non lo avete mai visto è La promessa, regia di Sean Penn. Stiamo parlando di un thriller che non dimenticherete, un film di 20 anni fa, La promessa, appunto diretto da Sean Penn con un incredibile Jack Nicholson e un cast di attori straordinari pluripremiati. Qua siamo con l'ispettore Jerry Black, che è interpretato dal meraviglioso Jack Nicholson, appena in pensione, che fa una promessa giurata a una madre: troverà l'assassino della sua bambina. Ma mentre tutti i suoi colleghi chiudono il caso, Jerry è convinto che il vero killer sia ancora libero e quindi la sua indagine privata si trasforma in una ossessione solitaria e molto pericolosa. In un paesaggio freddo e isolato, Jack Nicholson ci regala una performance indimenticabile, al limite della follia, che solo un grande attore come lui poteva regalarci. Un film molto cupo e potente che vi terrà col fiato sospeso fino all'ultimo. Un film amarissimo, crudo, La promessa, quando la giustizia diventa veramente un'ossessione mortale. E qui c'è una curiosità che io vi consiglio: la scena con Jack Nicholson e Mickey Rourke. Mickey Rourke è uno dei protagonisti per soltanto 5 minuti di interpretazioni in questo film, che è una prova da grandissimi attori dell'Actor Studio che rimarrà impressa nella vostra memoria. Guardatevi il film La promessa, regia di Sean Penn, film meraviglioso. Ricordatevi la curiosità che vi ho appena raccontato e poi fatemi sapere che cosa ne pensate. Questo è il film che vi consiglio se lo avete perso o se non lo avete mai visto. È stato appena rinvenuto il cadavere di una bambina. Faceva la seconda elementare, avrà avuto 7 anni e mezzo. Chi è stato? Siamo decisi a scoprirlo. Lei mi promette che lo scoprirà. Sì, signora Larsen, io glielo prometto. Jerry, ma è il tuo ultimo giorno. Sto cercando di mettere insieme i pezzi, di riempire delle lacune. Lei aveva una figlia che è scomparsa 3 anni fa, non è così? Credevo fosse andata a pesca. Ho bisogno di più tempo. Senza offesa, ma sei in pensione, qui non ci lavori più. Ginny ha fatto il disegno di un gigante. Lo chiamava il mago. Era alto come una montagna. Ho ragione di ritenere che si incontrasse con l'uomo disegnato qui. E la vedi questa grossa macchina nera? Ascolta, Jerry, devi cominciare a farti un'altra vita. Ho fatto una promessa, Eric. Hai l'età per ricordarti quando questo contava. Una bellissima bambina. Ah, grazie. Farà 8 anni fra un mese. Mi accontenti, dottoressa. Devo sapere chi sto cercando. Può aspettarsi un altro incidente fra questione di mesi. Credo sia molto meglio che tu e tua figlia viviate qui con me per un po'. Devi promettermi una cosa: se qualcuno tenta di parlare con te, voglio che tu me lo dica. Ho visto il mago oggi. Non esiste nessun mago, Jet. Dov'è Chrissy? Quest'uomo esiste, ne sono certo. Chrissy! Chrissy! James Allstad. Mi chiamo Jerry Black, sono della polizia. Le vorrei parlare a proposito di sua figlia. Quale figlia? Lei aveva una figlia che è stata dichiarata scomparsa 3 anni fa, non è vero? Perché lei è venuto a dirmi che le è capitato qualcosa? No, io no. Che c'è? L'avete trovata morta? No, stiamo ancora cercando di rintracciarla. C'è niente che potrebbe dirmi che me la può descrivere. Ora dovrebbe essere cambiata.
Era così bella. Sapessi quanto mi manca. Noi stavamo sempre abbracciati. E io avrei dovuto avere cura di lei. Era solamente una bambina, capisci? E io... Dov'è la mia piccolina? Già. Dov'è la mia bambina? Ho fatto una promessa. Intendo mantenerla. Movie Time, la magia del cinema con Vincent De Maio è tutto. Grazie di cuore per l'ascolto. Sapete che noi vi vogliamo molto bene e che Dio illumini sempre il nostro cammino. Buon cinema a tutti. Ciao. Vi voglio bene. Avete ascoltato Movie Time. Quanto vorrei cercarla insieme, nascosta in case cadenti e con violenze pesanti si è persa oramai persino in noi. Oh, amica mia, in tasca io ci ho messo un pomodoro, lo tengo lì, solo per non dimenticare che almeno c'è il sole per noi, che pure in un mare di guai è sempre così, ci aiuta a vivere. Roma